Prima le primarie piuttosto che prima il Veneto. Anzi, primarie primariamente per Venezia, ma per la regione potrebbero essere superflue. Il concetto non è chiaro, non lo è nemmeno la posizione che sta maturando all'interno del Partito Democratico verso la prossima tornata elettorale di primavera, che a nord-est avrà due testi importantissimi. Per il centro-sinistra l'obiettivo è ovviamente vincere sia a Venezia, dove governa ininterrottamente da poco più di 20 anni, che in Regione Veneto, dove invece è altrettanto tempo siede l'opposizione. Il 41% ottenuto da Matteo Renzi alle ultime europee ed una serie di sondaggi che indicherebbero in calo l'affezione al centrodestra dell'elettorato veneto hanno infuso particolare fiducia nelle stanze romane del partito. Proprio Renzi avrebbe dato il proprio assenso alla candidatura di Alessandra Moretti quale sfidante di un Luca Zaia che gode di più popolarità personale che non di salute di un centrodestra diviso. Sarebbe controproducente, così si dice a Roma, indebolire il candidato del PD in una corsa alle primarie che al momento potrebbero avere come competitor dell'eurodeputata Giorgio Santini, Simonetta Rubinato e forse proprio il segretario veneto del PD Roger De Menec. Per le comunali di Venezia le primarie sembrano invece un passo necessario per quanto, dalla capitale, è giunta l'indicazione di un possibile accordo interno raggiunto sulla figura di Felice Casson. Ma in Laguna ci sono più papabili, che si sono proposti direttamente o che siano stati indicati, pronti a correre alle poltrone di sindaco per lo stesso partito, ma spinti dalle correnti interne che misureranno in questi mesi la loro forza. Le primarie di Venezia sarebbero probabilmente una necessità.